Signorina! Portiamola al pronto soccorso. Aiutami, fai piano. Un buon sedativo. È tutto quello che le occorre.
sapore non è spiacevole, vero? Oh, deve essere un'altra chiamata urgente. Non ci metterò molto. Lei è bene che resti qui. Tra poco si sentirà meglio. Ma questa non è via Swing. Naturale, perché? Il numero 89 di via Swing. Certamente. Ma io abito qui. Che fine ha fatto la mia casa? Qualche anno fa c'era una palazzina, ma poi è stata demolita. Sì, hanno lasciato tutto così, senza ricostruire. Noi stiamo qui per riparare la strada, non sappiamo dirle altro, signore. Pronto? Qui è il Teatro Fiammingo di Bruges. Sono Eleanor Loren. Vorrei il signor Peter, per favore. Come? Il signor Peter Fairwood, prego. Vorrei parlargli subito. Sì, ho capito. Un momento, per favore. Signorina Dorothy, c'è sua sorella al telefono. Ha chiesto di parlare con il signor Peter. Eleanor, quando sei ritornata? Ah, Dorothy, dammi Peter. Non mi hai sentito? Sì, ti ho sentito. Allora, dov'è Peter? Eleanor, lo sai che Peter è morto. Ma è assurdo, ci siamo parlati da poco. Quando? Poco tempo fa. Dove? Ecco, anche al telefono. L'altro giorno siamo andate insieme a portargli dei fiori al cimitero. Ma dove sei adesso? Eleanor. Eleanor, rispondi.
Chi ti ha detto che ero qui? So che ci vieni sempre. Sempre? Certo, anche con me. Non ti ricordi? Dove vuoi portarmi? Andiamo a casa tua. Sei molto stanca. Devi riposare. Sì, sono molto stanca. Stanca e confusa. Come è morto? Quando? E lei chi è? Sono il dottor Chandler. Ci siamo già conosciuti? No, io non la conosco. Sì, a teatro. Anche lei è un attore. Sono un dottore, il dottor Chandler. Un giorno lei si sentì male in scena, durante la rappresentazione di Pelléa e Mélisande. Chiesero se c'era un dottore tra il pubblico. Così mi presentai a suo marito. Ma io non conosco quest'uomo. Non sono sposata. Eleanor, sono George, tuo marito. Ci siamo sposati 3 anni fa, decidemmo tutto in pochi giorni. Volevi evitare le critiche severe che ti facevo sul mio giornale. E va bene. Ma smettetela di recitare, basta. Ditemi subito cosa volete. Denaro? Se sono stata rapita, pagherò. Anche se non sono molto ricca. Vi pagherò. Quanto volete? Ditemi quanto! Eleanor, ma qui sei a casa tua. In via Zuin 89? Se non è il denaro, che cosa volete? È una congiura. Volete farmi impazzire. Ma perché? Eleanor. Perché? Non mi toccate, lasciatemi stare! Dorothy! 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 Sono tutti contro di me. Aiutami! No! Dorothy! Dorothy! No! Come è morto, Pete? Il signor Ranko Dragonic? Sì, sono io. C'è un posto per il volo 606 per Londra domani alle 12:25. Lei conferma la sua prenotazione, signore? Sì. Grazie. Ma devi riconoscermi. Ci conoscono tutti quanti. Eleanor Lorraine e Thomas Brown.
Noi siamo famosi. Stiamo provando un nuovo spettacolo. Qui in Belgio noi due abbiamo recitato insieme in ogni teatro in questi ultimi 4 anni. Un altro attore. Siete tutti attori. Recitate la vostra parte. Sono stanca. Non ho voglia di parlare. Lasciatemi sola. Cosa dobbiamo fare ora? Sei tu il dottore. Penso di tentare con una piccola dose di Pentotal. Il siero della verità, ma non è pericoloso. È pericoloso solo per chi ha paura della verità. Già, proprio così. Qualcuno di noi ne ha paura qui dentro. Naturalmente no. Spero che sblocchi la sua resistenza liberando il suo inconscio. Capisco. Ho la tua autorizzazione? Allora, penso che non abbiate più bisogno di me. Dove vai adesso? Io preferirei che tu restassi qui. Perché? Sarà meglio restare tutti uniti. Verità, verità, verità. Verità. Povero Pirandello, 2 gocce di Pentotal e tutto il suo teatro va a finire nella spazzatura. Vedrai, andrà tutto bene, George. Sì, lo spero. È una cosa disgustosa, frugare così nell'animo di una persona. Peter. Dove sei, Peter? Peter. Ho raccolto tanti bei fiori. È una giornata meravigliosa. Ma non riesco a ricordare. Che succede? I fiori mi sono caduti. Peter, io vorrei aiutarti, ma non posso muovermi. Non ce la faccio, sono paralizzata. Peter. Peter. Aspetta. Eccomi. Fermati. Non te ne andare. Peter, ancora un momento. Aspettami. Ti prego. Peter.
Peter, aiutami. Ha un coltello. Mi vuole uccidere. Aiuto, aiuto, mi vuole uccidere. Il coltello! Quando Peter morì, fu un incidente d'auto terribile. Lei subì un fortissimo trauma. Era molto legata a Peter. Ne era molto innamorata. Eleanor mi ha raccontato tutto. Ma Peter Fairworth è morto 5 anni fa. Sì, lo so. Eleanor soffre di amnesia anterograda. Ha perso la memoria. Il vuoto nella sua mente inizia con la morte di Peter. Da quel momento in poi non ricorda più niente. Insomma, rifiuta di accettare quella realtà e i suoi ricordi si riferiscono all'epoca precedente la morte di Peter. Per questa ragione Eleanor ha chiesto di lui stamattina al teatro. Lo credeva ancora vivo, perché ha dimenticato tutto ciò che è avvenuto dal giorno dell'incidente ad oggi. 5 anni. Come se avesse voluto dare un colpo di spugna su 5 anni della sua vita. Ecco perché non sa chi sono. Perché ti ha conosciuto durante quei 5 anni. Infatti riconosce solo me. Sotto l'azione del Pentotal si è rivelata in un modo che non sospettavo. Forse tu hai capito qualcosa più di me. Lasciamo perdere. A questo punto io comincio a preoccuparmi sul serio per lo spettacolo. Ricordiamoci che Lady Godiva va in scena sabato. Se Leonor avesse dimenticato solo le battute, poco male, ma sembra che abbia dimenticato anche chi siamo. Come le è potuta accadere una cosa simile? Tu non hai nessuna idea in mente? Era andata giovedì scorso a Londra per un programma alla televisione. Era perfettamente normale. Le ho anche telefonato e stava benissimo. È in uno stato di sindrome ansiosa, rasenta la paranoia. Però il suo terrore di essere uccisa può anche avere delle radici nella realtà. Ritieni possibile che qualcuno voglia ucciderla? Sì, non è da escludere. Noi conosciamo il trauma che ha subito 5 anni fa. Non sappiamo niente invece di quello che ha subito oggi. Che cosa proponi di fare allora? Beh, potrebbe avere anche un miglioramento improvviso. Si sono avuti dei casi. Comunque, preferisco trattenerla qui almeno per un po' di tempo. Lo conoscevi, Peter? No, conoscevo sua madre, Eleanor. Fui chiamato per un consulto prima che morisse. È strano. È strano pensare che se Eleanor avesse sposato Peter, ci sarebbe stata un'altra Eleanor Fairworth nella famiglia. Salve. Senti Walter, questa posizione secondo me non va. Che faccio? Spostati più avanti. E tu Doro ti mettiti a destra. No, alla sua sinistra, insomma. Così vicina, davanti a lui. Non è troppo. Doro, ti fa come ti dico.
Il tavolo dà fastidio, se dà fastidio lo sposto. No, va bene così. Scusate il ritardo. Ho trovato un traffico terribile. Ti abbiamo cercato dappertutto. Ah sì? Perché? Ti senti bene? Naturalmente. Ma sei veramente in condizione di provare? Certo, sono qui per questo, no? Che c'è? Che avete da guardarmi così? Qualcosa non va? No. Allora cosa proviamo? La scena del monologo? Va bene. Insomma, se riprendiamo dalla tua battuta. Gli altri a posto. Io, Lord Leofric, conte di Mercia, signore di Coventry, nonché marito vostro, ho deciso di proporre a voi una grande sfida. Su, quale sfida, mio signore? Quale sfida, mio signore? Venite voi, spiriti che attendete ai pensieri di morte, disessuatemi qui e riempitemi dai piedi alla testa fino al trabocco della più sorda crudeltà. Eccovi le mie poppe di donna. Prendetevi il latte per tanto fiele, o voi, ministri d'assassinio, per servire ai misfatti di natura. Vieni, notte densa, ammantata del fumo dell'inferno più compatto, a che il mio affilato pugnale non veda la ferita che apre, a che attraverso la coltre di tenebre il cielo non scruti per gridarmi no! No! Allora, come andava? Ci devo ancora lavorare, ma non era poi tanto male. Era impeccabile. Solo che hai recitato Lady Macbeth. Certo che era Lady Macbeth. Cara, il fatto è che noi stiamo provando Lady Godiva. E debuttiamo sabato sera. Bene, per adesso basta così. Tra 10 minuti riprendiamo senza Eleanor. Per sabato starei benissimo. Io le chiamo un taxi. Tu avvisa George e digli di aspettarla a casa. Ma che le ha preso a quella? Le ha preso che ha perso di nuovo la memoria. Perché? Le è già successo altre volte. E come non lo sai? Incredibile. Sono 5 anni che non recitava Lady Macbeth. C'ero anch'io con lei e facevo un'ottima figura nella parte di Duncano. Non è più la stessa da quando Peter Fairworth è morto. Dicono che fosse con lui il giorno dell'incidente. E non chiedetemi perché stessero insieme, per favore. Ma dovevo portarla a casa. Va bene qui, grazie. Sta cercando qualcosa? Non lo so. Ha cambiato il volo per Londra. Il prossimo è domani alle 12:25.
Tutte le volte che vengo in questa casa mi faccio sempre la stessa domanda. E cioè? Che effetto fa essere ricchi? Te lo dico io. Queste creature vanno soggette a 4 grossi malanni. Diffidenza, solitudine, corruzione e sazietà. Bravo. Firmato George Bernard Shaw. Ma le disgrazie non si arrestano davanti a un conto in banca. Qui ne hai un esempio. No, ma il denaro allevia molto il dolore di quelli che rimangono. Anche per questo qui c'è un esempio. Oh, signorina Fairworth, mi scusi, ma io non intendevo. Si limiti ad essere ridicolo nel posto adatto, sul palcoscenico, Thomas, e non in casa mia. E ora sedete, vi prego. Allora, vogliamo venire al punto? Ho saputo che la piccola Eleanor ha perduto dopo la reputazione anche la memoria, purtroppo. Si tratta soltanto di un forte esaurimento. Ho parlato con il dottor Chandler, conosco bene il problema. Walter, vogliamo mantenere gli impegni e debuttare con lo spettacolo oppure no? Oh, sì. Certo, signorina Fairworth, certo. Bene, allora siamo pratici. Come sapete, il vostro genere di recitazione mi annoia e mi deprime. Ma il Teatro Fiammingo di Bruges appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. E quindi voglio che tutto funzioni a dovere, secondo il programma. Sono d'accordo con lei, assolutamente. Dorothy? Mi dica, signorina. Tu, mia cara, sostituirai tua sorella nella parte. Come attrice non è migliore di te, sai? È forse più attraente, questo devo ammetterlo. E anche più carattere. Veramente, io credo che mia sorella, voglio dire, la sua amnesia passerà presto. Vedi, questa amnesia di Eleanor, come la chiami tu, non mi convince molto. Lei pensa che Eleanor stia fingendo? Che la sua amnesia e il resto sia tutta una messa in scena? Io penso solo che a volte perdere la memoria può essere estremamente utile. È così, eh? L'amore è come l'uovo alla coque, 3 minuti. E adesso che fai? Devo andare, mio grande amore. Perché? È ancora presto. Dove devi andare? Dove? Dove? Buono. Calmati, bello. Io non devo rendere conto a nessuno di quello che faccio, e tanto meno a te. Sono stata chiara? Chi ti ha insegnato a fare l'amore? Perché vuoi saperlo? Dimmelo. Quello che più conta in amore è come lo fai. Ti prego. Dimmelo. Vuoi saperlo davvero? Ti piace saperlo per poterne soffrire. Un insegnante. Il mio insegnante di matematica. Quando avevo 13 anni. Durante una gita scolastica mi sbucciai un ginocchio. Lui mi medicò il graffio e mi tolse le mutandine. E tu cosa hai fatto? Mi sono fatta dare dei soldi. E tanti anche. Ne avevi bisogno? Ma che dici? Mio padre non mi faceva mancare niente. Ma non ti amava. I tuoi ti trascuravano. Ma quanto sei ingenuo.
E tu invece quanto sei puttana. Bene. Se hai cominciato quando avevi 13 anni, figuriamoci quello che hai saputo fare dopo. Di un po', quanti uomini hai avuto? E quanti ne hai adesso? Con quanti l'hai avuto? Ne ho tanti che non riesco a tenere il conto. Ma di una cosa sono sicura. Sono felici con me, non piagnucolano come bambini, sono uomini. Prima non dicevi così. Tu invece fai schifo. Passi la vita a leccare il sedere a tutti quelli che ti possono essere utili. Tu uccideresti anche tua madre, pur di avere successo. E con me poi pretendi di fare il moralista. Non vorrai lasciarmi adesso? Sì. D'accordo. Ho parlato come un cretino. Ma non mi lasciare. Ho bisogno di te. Senza di te non ce la faccio. Non mi lasciare. Non mi lasciare. Non mi lasciare! Mi porti a casa. Va bene, ma mi dia l'indirizzo. 89. 89, poi? No. Ecco. Via Ugo Ferrist, numero 1, prego. Mm.
Sei qui, grazie al cielo. Non ho fatto che cercarti tutto il giorno. Perché? Temevo che ti fosse accaduto qualcosa. Davvero? Invece sto benissimo. Eleanor, devi aver fiducia in me. Io voglio aiutarti. Me lo permetterai? Tu sei veramente mio marito? Certo, E da quanto siamo sposati? da 3 anni. 3 anni. Sono qualcosa. Siamo felici? Credo di sì. Come sarebbe, credo? Anzi, ne sono sicuro. Stai mentendo. Ti ho tradito molte volte e tu lo sai. Con chi? Con Thomas, per esempio. Con Thomas. Con lui e tanti altri. Non posso crederlo. Invece non vuoi crederlo. Tu ti rifiuti di crederlo. In realtà mi odi e vuoi vendicarti. E stai attuando un piano con il preciso scopo di uccidermi. Rispondo io. Pronto? Pronto? Hanno riattaccato senza dir niente. Davvero? Beviamo qualcosa? Ne abbiamo bisogno tutti e due. Siediti. Scotch? Eleanor! Eleanor, apri la porta! Eleanor! Ti prego, non fare così! Eleanor! Eleanor! Imbecilli. Se avete in tasca qualcosa che spara, lasciatela dov'è. Perché mi rompete i coglioni voi due? Non sei partito come d'accordo.
Sì, è vero. Che abbiamo pagato. Vero, anche questo. Metà in anticipo e metà a lavoro finito. Più le spese. Più le spese. Te lo sei lasciato scappare al porto. Devo prima sistemare una faccenda personale. Perché sei qui e non a Londra? Per tirare la catena, non mi piace lasciare cattivi odori. Mi sono spiegato? Adesso fuori. Pronto? Thomas, sono Eleanor. Come? Sì, ho visto che abiti sempre a Torenbrook. Sì, certo. Ci passavamo molto tempo insieme lì da te. Non è così? Ah, te lo ricordi? Sono contento. Ecco, devo vederti subito, Thomas. È molto importante. Ti aspetto. Non illuderti. Il whisky non ti darà certo il coraggio che ti manca. Senti, io voglio... Lo so io cosa vuoi. Tu sei ambizioso. E anch'io. Ma non possiamo aspettare ancora. Dobbiamo prendere la via più breve. Ma in te la paura è più forte dell'ambizione. La via più breve. Sì. Ce n'è soltanto una. Uccidilo. E sarai tu a comandare. D'accordo. Lo ucciderò. Farò quello che vuoi. Ma presto. Lui sa tutto di noi due. E non è uomo che sta ad aspettare. Credo che abbia già deciso di eliminarmi. Non gliene darò il tempo. Non vivrei senza di te. Senza di te mi ucciderei, lo sai. Che senso avrebbe la mia vita da sola? Non riuscirei a sopravviverti.
Amore. Amore mio. Qui. Qui, amore. Qui. È stato lui. No, uno dei suoi uomini. Chiamo il dottore. No, è troppo tardi. Ti porterò in ospedale, ti salverai. Non usciremo da qui. Hai detto che non puoi vivere senza di me. E io sto per morire. Dammi la pistola. Mi ami ancora? Per sempre. Senti, mettiamo subito in chiaro una cosa. Tu mi hai sempre respinto, eppure ci ho provato abbastanza. Poi capiti qui e ti comporti come se fossimo amanti da sempre. Sei stata tu ad infilarti nel letto, non sono stato io a chiedertelo. Poi ad un tratto ci ripensi. Ma che vuoi? Thomas, ero convinta che fossimo amanti. Ma non sentivo niente per te e volevo capire. Allora ho pensato che se avessimo fatto l'amore avrei ricordato qualcosa. Riesci a capirlo? Francamente, non ci riesco. Ora so che non eravamo amanti, ma avevo degli strani ricordi che riguardavano noi due. Spaventosi. Grazie. Non eri tu a spaventarmi, Thomas. Vedi, in quei ricordi io ti istigavo ad uccidere qualcuno che voleva uccidere me. Ah. Ma era quella versione moderna del Macbeth che abbiamo recitato insieme. Ora so che nessuno vuole uccidermi. Che erano solo ricordi di teatro. Non capisco ancora molto bene, ma un goccetto mi aiuterà. Thomas, sei un uomo attraente. E mi dispiace di essermi comportata così con te. A te dispiace. Ora ne sai qualcosa di più? Vedrai che la memoria ritornerà del tutto. Tu devi cercare di aiutarmi. Mi è molto difficile mettere ordine nella mia mente. È come se mi trovassi in un paese straniero e sapessi soltanto qualche parola della lingua. Senti qualcosa e credi di capire, ma poi la gente usa delle parole che non conosci e perde il senso del discorso. Da un'altra cosa spero di ricavare aiuto. Voglio riprendere in pieno il lavoro.
Ho pensato di venire di persona a vedere come vanno le cose. Vedrà che ne resterà soddisfatta. Ho parecchi amici che vogliono venire qui la sera della prima. Dato che sono tanto sconsiderati da insistere nel voler vedere la commedia, vorrei almeno che non fossero trattati peggio del solito. Intanto potreste cominciare col far pulire le poltrone. Certo, prenda subito nota. Anche suo fratello Peter amava il teatro. Veniva spesso qui ad assistere alle prove. Mio fratello amava un'attrice di questo teatro. Io direi che è una cosa totalmente diversa. Comunque, mi fa molto piacere che le dimostri questo nuovo interesse per il nostro lavoro. Il mio interesse si limita per il momento nel non deludere i miei amici. Grazie, mia cara. Buona fortuna ad ogni modo. Mi auguro che questo champagne non sia l'unica cosa buona che si trovi qua dentro. Chi c'era nel teatro quando è successo? C'ero io. E la mia segretaria. E lei, signora? Sì, ero qui anche io. E ha visto o sentito niente che possa aiutarci in qualche modo? Non crede, tenente, che se sapessi qualche cosa gliel'avrei già detta? No, non so niente. E sono restata qui anche troppo. No, non ho ancora finito con lei. Si accomodi. Nessuna notizia di Eleanor, suppongo. Nessuna. Poverina. Ho paura che non sappia ancora niente della tragedia che ha provocato intorno a sé. Non si può rimproverare ad Eleanor quanto è successo. Non le ho fatto un rimprovero. Era solo una semplice constatazione. In fondo ad Eleanor sono grata per una cosa, di non essere mai riuscita a diventare la moglie di mio fratello. George, è mai stato al St. Andrew Drive sulla strada per Ostenda? Sì. Allora sa che Eleanor ha un grazioso chalet laggiù? No. No? Non gliel'ha mai detto? Beh, è roba di molto tempo fa. Risale all'epoca del grande amore per Peter. Ne è sicura? Ah sì, sicurissima. E capisco anche perché volesse tenerlo segreto. Si vede che lo considerava quello che nei fumetti... Com'è che lo chiamano? Nido d'amore? Noi due abbiamo il dovere di proteggerla. Perché non va a St. Andrew Drive a vedere se la trova là? Bene, signore, volo 102 KLM, domani mattina alle 10:30. Vedo che si è deciso finalmente. L'indecisione non è una prerogativa soltanto femminile. Le sembra così divertente? No, signore, sorrido semplicemente.
Non mi piacciono gli uomini che mi sorridono. Penso sempre che siano finocchi. E così non hai imparato la lezione, eh? Ti dovevo trovare. Vogliono parlarti. Mi hanno chiamato all'albergo. Davvero? Non si chiama mai in questi casi. È la regola, non lo sai? E poi non devono preoccuparsi, non ho mai fallito un incarico. Ma che cosa hai capito? Ho capito tutto. Buon voyage. George. Povera Dorothy. L'hanno uccisa credendo che fossi io. Ho sospettato anche di te, ma poi ho riflettuto. Tu non avresti sbagliato. Non ho più dubbi ormai. Qualcuno sta cercando di uccidermi. Sì, ma calmati adesso. Ma perché? Che cosa ho fatto? È meglio rivolgersi alla polizia. No. Perché no? Non prima di sapere quello che ho fatto. Non riesco a ricordare. Non riesco a ricomporre il mosaico dei miei ricordi. Forse ho commesso qualcosa di terribile. Potrei anche aver ucciso qualcuno. Ma non mi ricordo niente. No. No, non posso crederlo. Come fai a essere così sicuro? Io non lo sono affatto. Perché non mi hai mai detto dello chalet? Quale chalet? Al St. Andrew Drive. È una cosa di molto tempo fa. Me ne ha parlato Margaret Fairboard. Al St. Andrew Drive.
Peter, promettimi una cosa, che non rivelerai a nessuno l'esistenza di questo chalet. Soprattutto a Margaret. Sei sempre convinta che disapprovi il nostro amore? Sì. Vedrai, cambierai idea. Comunque, prometti lo stesso. Lo prometto. Lo sai che a Margaret interessa solo il controllo degli affari. A lei piace essere la regina vergine della famiglia. E per me faccia pure. Però non vuole che ci sposiamo. E come può impedircelo? Può e come, perché tu non sai rifiutarle niente. Perché è così gelosa? E cosa ti fa pensare che lo sia? Il suo modo di guardarmi. Ma lei guarda tutti allo stesso modo, molto freddamente e con distacco. Sì, lo so, ma quando guarda me è diverso. Sembra quasi che mi odia. Finalmente ricordo tutto! George! George!
Dillon, l'esperto finanziario internazionale incaricato ufficialmente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite di tentare un ragionevole accomodamento tra i paesi arabi produttori del greggio e le 7 sorelle del petrolio, è da stamani a Londra. Circolano sempre più insistenti le voci, quantunque smentite dalle autorità ufficiali, di un attentato di cui il signor Dillon avrebbe dovuto essere vittima. Tuttavia, fino a questo momento non ci sono stati seri motivi di allarme. La missione affidata a Dillon si presenta molto difficile da risolvere. Essa investe interessi enormi in tutto il mondo e un eventuale insuccesso potrebbe portare ad una definitiva rottura diplomatica tra le parti interessate. Ecco il signor Dillon stamane al suo arrivo alla sede del Ministero del Commercio con l'Estero, dove parteciperà ad una riunione plenaria dei consiglieri economici delegati dai paesi europei per prendere in esame la situazione. Hai un magnifico aspetto, Eleanor. Ne sono contenta. Così Peter non aveva mantenuto la promessa. Ti aveva detto del nostro chalet. Peter non mi ha mai nascosto niente. Allora perché l'hai fatto uccidere? Ho paura che tu non stia così bene come sembra. Hai detto a George dello chalet, come se avessi confessato. No, non mi sono tradita. Tua sorella era morta. Volevo veramente che George ti salvasse. C'era già stato troppo sangue per una tragedia ormai vecchia. Allora ammetti di essere colpevole. Non riusciresti mai a provarlo. Ranco è morto. E per quel che valeva non si meritava altro. Io non l'avevo incaricato di uccidere Peter, solo di spaventarlo con un pretesto perché partisse. Non immaginavo che mio fratello avesse una pistola. E Ranco ha fatto in modo che sembrasse un incidente. Precisamente. Aspetta. George è morto. Anche Dorothy. Ho vissuto 2 volte la morte di Peter. Ormai per me non conta più essere viva o morta. Ma adesso devi dirmi perché mi odi tanto. Perché hai distrutto tutto quello che dava un senso alla mia vita? Perché? Perché? Ti volevo per me, Eleanor. Per te morire è troppo poco. Ti farò soffrire tanto da desiderarla la morte. Farò della tua vita un inferno. Questa è la tua condanna. Per tutta la vita, Margaret.